Drammi, speranze e generosità umana a Lesbo, dove i profughi sbarcano in Europa. La crisi politica in Kosovo, dove gli opposti nazionalismi vanificano le speranze di pace. Un documentario getta luce sulla tragica quotidianità della Cecenia pacificata da Putin. L'incontro del patriarca Kiril e di Papa Bergoglio offre nuove prospettive per l'unità dei cristiani. Il Teatro Stabile di Bolzano, con coraggio, affronta il ricordo degli anni del terrorismo in Alto Adige. In 18 mesi di arrivi tragici ed ininterrotti, assieme ai profughi anche gli abitanti di Lesbo hanno sfidato onde, freddo e fatica per salvare e accogliere migliaia di disperati che dalle coste turche tentano di arrivare in Europa. Questa foto ha fatto il giro del mondo. 3 donne anziane intorno ad un neonato, una di loro, Emilia Canvisi, lo allatta artificialmente. Accanto alla madre siriana finalmente sorride. 4 mesi dopo, l'85enne Emilia viene candidata al Nobel per la pace. Povere persone, i bambini arrivavano zuppi di acqua. Noi andavamo a sederci con loro per tenergli compagnia. Erano ridotti come dei miserabili. I bambini tremavano dal freddo. Quello che voglio è la pace. Le cose devono migliorare. Non fare le guerre e uccidere. È una vergogna, soprattutto per i bambini. Ma non vedono tutto questo, non vedono che annegano in mare. Pace, nient'altro. Voglio solo che le cose vadano meglio. Un piccolo gruppo di persone armate di solidarietà che fa ogni giorno quello che dovrebbero fare i governi europei. Con questa motivazione nei mesi scorsi è partita la campagna, 600.000 le firme raccolte per la candidatura degli abitanti di Lesbo, rappresentati idealmente anche da un pescatore 45enne. Stratis Valiamos ha salvato dal mare decine di persone. Non dimenticherò mai un bambino. Avrà avuto 3 o 4 anni, era annegato. Volevo prenderlo, non volevo rimanesse in mare, ma non ho potuto. Il mare era troppo agitato. Dopo qualche istante ho visto un altro bambino e più distante un altro ancora. Nessuno vorrebbe lasciare la propria casa, nessuno vorrebbe prendere i suoi bambini, mettere 2 abiti in un sacchetto e salire su una barca di legno per venire a Mitilini o chissà dove altro. Partono per restare vivi. Non partono per una vacanza in Germania o in Svezia. Salvagente deve diventare il simbolo dell'Unione Europea, non solo di questa isola, anzi bisogna indossarlo questo salvagente. Per Laura Boldrini, nei giorni scorsi in visita nell'isola, se la Grecia verrà esclusa dall'area Schengen, come alcuni propongono, se l'Europa rinnega i valori che si è data, i trattati che ha sottoscritto, è destinata a naufragare, dice. Un messaggio chiaro a quella parte di europei che accusa la Grecia di non fare abbastanza per controllare i propri confini e gli arrivi dal mare. Ma questi sono i giorni in cui si muove anche la NATO con 4 navi a pattugliare l'Egeo. L'obiettivo, dice il segretario generale Stoltenberg, è arginare il traffico di immigrati clandestini. A Lesbo di notte con qualsiasi tempo c'è chi sorveglia le spiagge per segnalare con le lampade gli scogli che potrebbero far rovesciare i gommoni in arrivo. Susan Sarandon, noto il suo impegno per i diritti umani, volontaria per un mese nell'isola greca da cui è nato Crossing, drammatico documento che porta nel mondo, è stata anche lei candidata con gli abitanti di Lesbo al Nobel per la pace. Bisogna chiedersi quanto una madre deve essere disperata per pensare che salire su una barca come quella può rappresentare un'alternativa, rischiando la vita dei loro familiari. È una situazione molto grave. Mi sento molto vicina a loro. Voglio per i miei figli un luogo sicuro, esattamente quello che loro vogliono per i loro figli. Il governo austriaco ha annunciato che saranno intensificati i controlli per limitare il flusso di immigrati ai valichi confinari, ma che al momento il sistema Schengen non sarà abrogato. Al confine con l'Italia saranno rinforzati i presidi di polizia al Brennero, al Passo Resia e al Siljan in Alto Adige e alla frontiera di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia.
Entro aprile, come già accaduto ad alcuni valichi con la Slovenia, potrebbero essere poste anche delle barriere. Il governo sloveno invece ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione per poter impiegare l'esercito nella gestione del flusso di immigrati al confine con la Croazia. Parlamento in blackout da 6 mesi in Kosovo, un blackout provocato dall'opposizione che sta paralizzando i lavori con tanto di lancio di lacrimogeni in aula e violenti scontri in piazza. Contestati gli accordi tra il Kosovo e la Serbia raggiunti a Bruxelles nel 2013 in attesa di essere ratificati dal Parlamento. Tra i punti l'associazione delle municipalità serbe, contrastata dal movimento nazionalistico Vete Vendosie, autodeterminazione. Secondo il capogruppo al Parlamento, arrestato qualche giorno fa per atti vandalici compiuti contro l'Eulex nel 2009, il finanziamento della Serbia garantirebbe un controllo diretto di Belgrado sul Kosovo. Sappiamo che i nostri metodi sono molto radicali, ma è l'unico modo con cui possiamo fermare il governo che vuole applicare a tutti i costi accordi che riteniamo molto pericolosi per il Paese. Siamo molto determinati e continueremo ad usare questi metodi radicali fino a che il governo non si dimetterà. Siamo andati a vedere che aria si respira a Mitrovica del Nord, la città simbolo della divisione tra i serbi e albanesi, la città del ponte che divide perché i serbi, quelli nazionalisti e probabilmente pagati da Belgrado, ci raccontano, hanno rovinato l'asfalto per impedirne il passaggio. È la città dove si continua a pagare in dinari serbi e dove c'è ancora chi si rifiuta ad usare le targhe kosovare sulle macchine. La gente di Mitrovica si sente esclusa da questi processi. Si decide tutto a Belgrado, che 15 anni fa ci ordinava di proteggere la Serbia in Kosovo, mentre ora ci ordina di accettare le istituzioni del Kosovo. I serbi sono disorientati, ma sanno che dovranno imparare a convivere con gli albanesi. La gente teme per il proprio futuro perché l'integrazione nel sistema kosovaro porta con sé problemi pratici di non poco conto. In tanti fanno ancora riferimento ai servizi sociali e alla sanità della Serbia. Chi ha lavorato per le aziende statali serbe teme per la propria pensione. È difficile parlare con la gente che incontriamo in strada, ma qualcuno si ferma. Le nostre aspettative sono grandi, ma temo che i cittadini non avranno quello di cui hanno bisogno. Posti di lavoro, sicurezza, un sistema di giustizia efficiente e libertà di movimento. L'integrazione dei serbi sembra difficile. Se da una parte fanno fatica ad uscire dal loro isolamento, dall'altra poco è stato fatto per creare le condizioni per un'integrazione efficiente. Ce lo dice Sava Janjic, abate del monastero serbo-ortodosso Visoki Dečani, situato al nord-ovest del paese e ancora sorvegliato dai militari del contingente italiano della KFOR. L'associazione delle municipalità serbe e la tutela dell'eredità spirituale e culturale serba sono previste dagli accordi di Bruxelles. Sono fondamentali per la nostra integrazione. Senza di esse il Kosovo sarà un paese esclusivamente albanese dal punto di vista etnico. Ma come si uscirà da questo stallo? L'Unione Europea dice che i parlamentari prima o poi saranno costretti a concentrarsi su quelle che sono le priorità del paese: la disoccupazione, l'economia, la corruzione, la criminalità organizzata e il fondamentalismo. Non credo che la situazione sia tanto pericolosa da richiedere la mediazione internazionale. Il Kosovo è uno Stato indipendente, anche se è il prodotto della comunità internazionale e degli investimenti internazionali. Abbiamo soltanto bisogno di far ragionare l'opposizione e la maggioranza su quelli che sono i veri problemi del Kosovo. Grozny Blues, un documentario coinvolgente, drammatico, che raccontando la quotidianità di 4 donne e 4 amiche presenta la tragica realtà della Cecenia, un paese sfinito dopo 2 guerre, la prima iniziata da Yeltsin, la seconda vinta da Putin, costate almeno 160.000 morti. Ora la Cecenia è governata con pugno di ferro da Ramzan Kadyrov, un politico che ha imposto l'islamizzazione della società cecena, ma che è al contempo un fedelissimo di Vladimir Putin.
Merito del regista Nicola Bellucci è di aver saputo riproporre alla cultura europea una riflessione sul dramma ceceno. Perché gli interessi economici e politici europei volevano che Putin avesse meno problemi possibili, almeno per un certo periodo, perché la memoria non può durare solo un giorno, ma andrebbe coltivata, perché forse si pensa sempre che è impossibile fare qualcosa contro la Russia. A scrivere la sceneggiatura insieme a Bellucci è stata Lucia Sgueglia, in Italia una delle più acute croniste di quanto succede in Russia. In Cecenia l'operazione antiterrorismo iniziata da Putin è finita nel 2009, ma ora in questo piccolo paese del Caucaso cosa sta succedendo? Ora la Cecenia è completamente ricostruita, è riconoscibile rispetto alla Grozny che era stata rasa al suolo dalle bombe di Mosca tra il 99 e il 2000, ma è una ricostruzione solo materiale, di superficie, credo che questo si veda bene nel film. Non è stato ricostruito il tessuto civile, la struttura sociale, non è stata ricostruita assolutamente l'economia, non esiste un'economia, la Cecenia dipende da Mosca quasi al 100%. La Russia investe milioni di rubli in Cecenia. Sono le cosiddette dotazioni, sono semplicemente soldi a perdere. Con quei soldi Kadyrov ha ricostruito a partire dal 2008 la Cecenia, ma poi è finita insomma, la prima fase della ricostruzione basilare che gli va riconosciuto, è stata fatta e si vede, e poi è stata avviata una ridistribuzione dei soldi in maniera mafiosa. Il Cremlino e Kadyrov però per poter governare la regione hanno imposto alla Cecenia una islamizzazione. È un'islamizzazione molto controversa perché di fatto la Cecenia è russa, è sottoposta alle leggi russe, quindi non può esistere uno Stato islamico, però di fatto praticamente, a parte alcune eccezioni, vige una sorta di sharia, ma è una sharia assolutamente schizofrenica. L'esempio più palese che si vede anche nel film è quello delle donne a cui ha imposto di indossare il velo negli istituti pubblici e negli spazi pubblici, ma appena ne escono, appena ne entrano, lo mettono e lo tolgono con una facilità impressionante. Questo fa capire davvero le contraddizioni interne alla società e anche alla religione. Putin nel mondo si presenta come un baluardo contro il terrore islamista, per governare a Grozny impone però una sorta di sharia. Come è gestita questa che in Europa potrebbe sembrare una contraddizione? Ricordiamo che la Russia è un paese che ha 4 religioni ufficiali, in realtà è un paese multiconfessionale, ci sono 20 milioni di musulmani, ma l'Islam ceceno è assolutamente unico, è un Islam calato dall'alto, è un Islam che il Cremlino presenta come una concessione di bontà ai ceceni, ma è un Islam a cui loro si devono sottomettere come si devono sottomettere al potere. A Grozny sono frequenti le adunate e le manifestazioni a favore di Kadyrov. Un anno fa, dopo la strage al Charlie Hebdo, il leader ceceno aveva portato in piazza 1 milione di persone per protestare contro i vignettisti assassinati a Parigi, rei di aver offeso con il loro lavoro il profeta Maometto. Il 12 febbraio 2016, ore 14:30 a Cuba. Un abbraccio atteso da 1000 anni, incontro storico fra Papa Francesco e Kirill, il capo della Chiesa ortodossa russa. 2 ore di colloquio all'aeroporto dell'Havana, l'inizio del cammino per ricucire le lacerazioni della storia, a cominciare dallo scisma del 1054. La sorpresa per questo annuncio congiunto da parte delle 2 chiese è stata grande anche qui, a Seriate, dove ha sede Russia Cristiana, l'associazione che da 60 anni lavora per far conoscere in Italia e in Europa la profondità dell'ortodossia russa. Si incontrano 2 modi diversi ma complementari di vivere l'unica fede cristiana. E dunque siamo davanti a un evento che ci dice come, davanti alle grandi sfide della storia, non si muovono solo gli eserciti, i capi di Stato, ma si muovono 2 uomini che hanno alle spalle un cammino di preghiera, di sofferenza, di desiderio, di aiuto di centinaia, milioni, miliardi di persone. A conclusione dell'incontro, i capi delle 2 chiese hanno firmato una dichiarazione congiunta che contiene il comune impegno a difesa dei cristiani nel Medio Oriente e per l'avvicinamento delle 2 chiese. Che anche i capi delle 2 chiese più importanti numericamente al mondo si accordino su questo è sicuramente un segnale anche alla politica che dice: ricordatevi, non esistono soltanto i giochi diplomatici, esiste anche la presenza di comunità, di fedeli, ed esiste anche la preghiera di queste comunità. Che cosa insegna questo incontro invece all'uomo laico, ai non credenti? La storia non è fatta soltanto dai calcoli economici e politici, esiste un imponderabile che per i credenti si chiama azione di Dio nella storia, ma anche per i non credenti si chiama
possibilità che attraverso il colloquio e l'incontro accada qualcosa di nuovo. Come valuta la scelta del luogo dell'incontro? Cuba, lontano dall'Europa? Sicuramente questo è un aspetto importante, perché l'Europa è luogo che, oltre ad essere stato storicamente la sede di molte lacerazioni, è ancora diviso in territorio canonico e quindi diventa quasi una difficoltà trovare un luogo che non sia segnato da memorie o che possa essere rivendicato in qualche modo come il giocare in casa di una delle parti. Nello stesso tempo sappiamo molto bene che Cuba è un luogo sicuramente non ostile nei confronti della Russia e nello stesso tempo il fatto che il Papa provenga anch'egli dall'America Latina permette anche lui di non sentirsi completamente estraneo. Io dico che questa è una di quelle genialità che lo Spirito Santo semina. Qui a Seriate c'è anche una scuola di icone, siamo nella cappella della Trasfigurazione dove ve ne sono molte. Ecco, che significato ha anche l'arte, che tra l'altro è molto amata in Italia? La scuola iconografica di Seriate, che è nata nell'ambito dell'Associazione Russia Cristiana, è nata proprio con questa consapevolezza che non si può comprendere non solo il cristianesimo russo, ma l'essenza stessa dell'uomo senza la bellezza. «40 persone ripercorrono sulla scena del nuovo teatro comunale gli anni delle bombe in Alto Adige. Bombenjahre è il titolo dello spettacolo allestito dalle Vereinigte Bühnen, la maggiore compagnia di lingua tedesca in provincia di Bolzano. I Bombenjahre iniziano a metà degli anni 50 e durano per circa un decennio. Una lunga stagione di sangue, morte, paure, risentimenti. Nella Notte dei Fuochi, tra l'11 e il 12 giugno 1961, 37 esplosioni scuotono Bolzano e tutto l'Alto Adige. I dinamitardi puntano a sollevare la minoranza sudtirolese contro lo Stato italiano. Si definiscono combattenti per la libertà. Lo Stato li considera terroristi. In Alto Adige arrivano in quegli anni 25.000 soldati. Nessuno qui recita. La rappresentazione è affidata a testimoni di quei fatti, studiosi e non pochi protagonisti. Siegfried Steger è uno di loro. Condannato all'ergastolo per una serie di omicidi, vive in Austria. In collegamento video ripete: l'ingiusta annessione del Sudtirolo all'Italia è l'origine di tutto. Dal vivo c'è invece l'ispettore di polizia che gli dava la caccia. Prima che arrivassi a Bolzano naturalmente non conoscevo la questione, soltanto conoscevo quella della Venezia Giulia dove a un certo punto conoscevo che anche lì c'erano problemi etnici e quindi mi ero immedesimato, dico qui troverò lo stesso ambiente, non sloveno ma tedesco. Eva Klotz difende il padre Georg, che la stampa definiva il martellatore della Valpassiria. Ubaldo Bacchiega, durante la Notte dei Fuochi, era ancora nella pancia di sua madre, a Bolzano. Lo shock che lei subì lo ha segnato per sempre. A 40 giorni mi fecero i primi interventi chirurgici che terminarono poi a 16 anni, quindi complessivamente ho fatto 19 interventi chirurgici. Rosa Rohner si trovò a condurre da sola il maso di famiglia dopo che i suoi 2 fratelli e il futuro marito furono arrestati. Giusto parlare di quella stagione, dice oggi. Sono questioni che ci toccano molto da vicino. Ne parliamo senza difficoltà perché possiamo raccontare la nostra vita, il nostro vissuto. Originale è l'allestimento. La prima parte dello spettacolo è in sala grande. Poi il pubblico si divide in gruppi e segue singoli racconti in altri spazi. Terzo tempo di nuovo in sala grande con dei giovani che dicono la loro sul futuro dell'Alto Adige. Sono delle storie vere che vengono presentate dalla gente che ha vissuto in un certo periodo e che racconta sul palco direttamente. Anche questo è una grande forza del teatro, questo contatto immediato al pubblico, i loro sentimenti e pensieri. Gli anni delle bombe dividono fino ad oggi l'opinione pubblica.
c'è chi sostiene che, anche se da condannare, gli attentati ebbero il merito di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sulla questione sudtirolese e in tal modo ne favorirono la soluzione. Altri ritengono che il compromesso trovato in Alto Adige, cioè un'ampia autonomia legislativa e amministrativa, fu il risultato non della violenza, ma della disponibilità al dialogo. Con lo spettacolo Bombeniare al Teatro di Bolzano, il dialogo tra chi in passato non si parlava e non si capiva ha fatto un altro passo avanti.